Che lo stress influisca sulla nostra salute cardiovascolare e non solo è noto da tempo. Andiamo a vedere però con quali meccanismi avviene questa influenza e cosa possiamo fare per difenderci. Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi cercherò di approfondire questo argomento. Come sappiamo, le malattie cardiovascolari rappresentano purtroppo la prima causa di decessi nel mondo. Sono stati descritti già da tempo dei fattori di rischio definiti tradizionali, che sono quelli che dobbiamo tenere di più sotto controllo, quali l'ipertensione, il diabete, la dislipidemia, il fumo, la sedentarietà, la familiarità per malattie cardiovascolari. Ma recentemente sono stati descritti anche ulteriori fattori di rischio cardiovascolari, tra cui lo stress è sicuramente uno di quelli più importanti. Ma come lo stress può influire sulla nostra salute cardiovascolare? Prima di tutto lo stress può essere acuto, può essere cronico, può essere presente in diversi contesti, tra cui quello familiare, quello lavorativo, oppure nel contesto sociale. La risposta allo stress è quella dell'attivazione del cosiddetto asse ipotalamo-ipofisi-surrene, che porta come risposta finale la produzione di alcuni ormoni, tra cui i più rappresentati sono sicuramente il cortisolo, l'adrenalina e la noradrenalina. Questi ormoni che hanno anche un ruolo positivo, in quanto sono quelli che ci hanno permesso di sopravvivere quando dovevamo scappare dai predatori, oppure quando dovevamo cacciare per poter mangiare, o ancora adesso ci fanno stare iperconcentrati quando necessario. Se vengono prodotti in maniera inappropriata, soprattutto per lunghi periodi, possono portare purtroppo a delle problematiche che a livello cardiovascolare possiamo racchiudere principalmente in aumento della pressione arteriosa, iperattivazione del sistema nervoso simpatico, che è quello che porta alla tachicardia e anche alle aritmie, o ancora danno endoteliale, cioè dei nostri vasi sanguigni, e questo porta all'ipercoagulabilità, la formazione di coaguli. Ancora porta a dei meccanismi compensatori anche qui inappropriati. Pensiamo alla fame da stress che ci viene, quindi la dieta sregolata, pensiamo al fumo di sigaretta quando viene utilizzato come gestione dello stress, e anche la stanchezza cronica che poi porta alla sedentarietà è un altro problema. Diversi studi hanno dimostrato già da tempo la correlazione tra lo stress e il rischio cardiovascolare in termini di aterosclerosi, di aumento della percentuale di infarti miocardici e ictus. Questo vale sia per lo stress cronico, ma anche per lo stress acuto, dove uno stress emotivo può portare alla cosiddetta sindrome di Takotsubo o cardiomiopatia da stress. Ma veniamo a cosa possiamo fare per gestire lo stress. Sicuramente ci avranno detto 1000 volte: devi stare più tranquillo, devi stare più calmo. Se fosse così facile non andremmo a chiedere aiuto. Anzi, molto spesso non chiediamo aiuto perché abbiamo paura di esporci, o abbiamo paura che magari il medico ci prescriva una terapia che non vogliamo fare. La terapia farmacologica, laddove necessaria, deve essere valutata sempre ovviamente con un medico, ma oggi non parlerò di questo, parlerò dei metodi non farmacologici che hanno dimostrato i migliori risultati per gestire lo stress. Partiamo prima di tutto con l'attività fisica. L'attività fisica, soprattutto aerobica, regolare, è quella che ha dimostrato i migliori risultati sulla riduzione dello stress e anche la riduzione del rischio cardiovascolare. Non occorre strafare, basta fare poco ma cercare di essere costanti. Vanno bene delle camminate, va bene la bicicletta, anche la cicletta, il tapirulan, vanno bene anche gli sport acquatici. Ancora dei buoni risultati li hanno dati sia la meditazione sia la mindfulness, che, senza entrare nel dettaglio, combina la meditazione alla consapevolezza corporea e ha dato dei buoni risultati sia sulla gestione dello stress come anche del dolore. Proseguendo, uno dei supporti che in Italia purtroppo rappresenta ancora un tabù, mentre in tanti altri paesi viene utilizzato normalmente, come è giusto che sia, è il colloquio psicologico. Infatti questo, che non deve essere necessariamente associato a una terapia farmacologica, ha dimostrato dei risultati importanti sulla gestione dell'ansia, dello stress, come in tante altre condizioni. In conclusione possiamo dire che la gestione dello stress è molto importante sia per l'oggi, cioè per migliorare la qualità della vita adesso, ma anche per prevenire future problematiche, soprattutto cardiovascolari. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sui social, Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.